Quando abbiamo visto gli schianti, abbiamo visto questi pezzi spaccati in questa maniera dalla natura, abbiamo deciso di darci da fare appunto e abbiamo pensato che i pezzi che erano sani ma che non si potevano più utilizzare da opera eccetera, di creare qualcosa di diverso. Abbiamo pensato a fare dei diversamenti alberi. Una nuova vita agli alberi che la forza del vento ha distrutto il 29 ottobre cambiando radicalmente il volto dell'altopiano di Asiago, spazzando via in una notte interi boschi, 800.000 metri cubi di legname distrutto, 3.000 ettari di superficie coinvolta, la perdita economica per le comunità per 10 anni di introiti. È così che oggi pezzi d'albero all'apparenza inutilizzabili diventano manufatti, alberi di Natale in legno da regalare e regalarsi in queste festività e allo stesso tempo il ricavato va a sostegno del rimboschimento dell'altopiano. C'è bisogno dell'unione, c'è bisogno di forze che convergano nello stesso punto perché chiaramente quello che potrà investire lo Stato a livello di contributi è sicuramente una parte che non coprirà gli effettivi danni che abbiamo subito. Quell'unione è scattata subito il giorno dopo il disastro. Alcuni alpini sono partiti con i loro mezzi e sono andati ad aiutare, come fu allora nel terremoto del Friuli. Alberi che si potranno comprare sabato e domenica mattina al mercato coperto in centro a Vicenza, ma per chi volesse comunque contribuire è partita la campagna #adotta un albero. Il Veneto non si ferma e quella che è una disgrazia si trasforma in risorsa che guarda ad un rimboschimento di qualità con alberi autoctoni di pregio, lasciando però spazio anche ai pascoli. Una rinascita che coinvolge tutti compresi gli istituti scolastici che potranno adottare un albero che porterà il loro nome. Il messaggio da dare alle scuole: tanto sabato e domenica venite al mercato di Vicenza, adottate questo albero, questo sarà utile a Natale e anche a Natale dell'anno prossimo. E poi nei prossimi giorni, nei mesi che verranno, partecipiamo, perché ai nostri ragazzi dobbiamo dire: questa è la vostra terra, amatela.